Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali, tantissimi aggiornamenti di cronaca a partire dal ritrovamento pochi minuti fa a Portogruaro, quindi a una certa distanza rispetto a San Stino di Livenzo, ma diciamo intorno a 10 minuti di strada di fatto tra il torrente Malgher e il Lemene, dove poco fa è stato trovato il corpo di Chiara Guerra, la 53enne insegnante delle scuole medie di San Stino, uccisa a coltellate dal nipote reo confesso, un nipote di 17 anni. Questo era il terzo giorno di ricerche e sappiamo che le ricerche erano difficili già dai primi giorni, ieri interrotte anche per il maltempo, e il corpo è stato trascinato in questi giorni fino al Lemene e siamo dunque in località Portogruaro. Fra pochissimo Federico De Ros e Michele Zanetti, che sono sul posto, ci racconteranno dunque di questo ritrovamento importante, fondamentale, cruciale per poter eseguire l'autopsia sul corpo di Chiara Guerra e fornire ulteriori importantissimi dettagli su questo omicidio che vede appunto il 17enne reo confesso e accusato di omicidio volontario. Come sapete ci sono tanti ancora elementi da chiarire della ricostruzione e certamente il ritrovamento del corpo di Chiara Guerra sarà importante per fornire forse i tasselli mancanti. Comunque fra poco ci collegheremo con Federico Da Ros. Andiamo però subito a Treviso, c'è una storia di violenza che ci racconta Cristian Arboit con Nicola Marcato, ed è un parroco che viene aggredito e picchiato da dei bulli per averli semplicemente rimproverati. Siamo a Treviso, buongiorno Cristian. Buongiorno a te Nicola, anche da parte di Nicola Marcato che sta curando la parte tecnica. Parliamo di un pestaggio perché dai racconti che stiamo raccogliendo di questo si tratta. Nel pomeriggio di ieri il sacerdote Don Francesco Filipputi, molto noto qui a Treviso, è parroco qui a San Bartolomeo, ha redarguito due ragazzini che stavano giocando con la pistola ad acqua. Ha semplicemente detto loro ragazzi, non consumate l'acqua è sacra, non va consumata per queste cose, non va sprecata. C'era anche un cartello che diceva questo alla fontanella, però questo rimprovero non è andato giù a questi ragazzini, se ne è aggiunto un terzo, 16enne, 17enne, così ci dicono qui alcuni ragazzi che erano presenti, e hanno cominciato a malmenare, soprattutto uno, questo 16enne, ha cominciato a malmenare pesantemente il sacerdote. Prima un colpo sulla schiena, un colpo netto, poi anche delle ginocchiate, pare anche dei calci quando l'uomo era a terra. Don Francesco, lo abbiamo sentito poco fa io e Nicola, è ancora molto provato. Lui tende a minimizzare, parla di un colpo alla schiena, però appunto dai racconti che stiamo raccogliendo c'è stato qualcosa di più. Resta una violenza inaudita da parte di ragazzini, poco più che bambini, nei confronti di un sacerdote che davvero fa di tutto per la parrocchia, anima tanti gruppi giovanili, è molto amato. Qui in corso c'è proprio il Grest mattutino, ma ci sono anche delle attività pomeridiane. Quello che mi sento di dire è che ieri pomeriggio non c'era il Grest, c'erano dei ragazzini che stavano giocando finché non è successo quello che è successo. Sul posto sono corsi i carabinieri, c'era anche la polizia, sono arrivati anche i sanitari del SUEM 118. Questa sera entreremo nel dettaglio. Qui con me c'è un nonno preoccupato, il signor Francesco. Sì, io vengo qui con le mie nipotine regolarmente, una di 2 e un'altra di 5, frequentiamo da molto tempo questo posto, io abito
in questa parrocchia, e devo dire che è un fatto veramente increscioso che non mi sarei mai aspettato, visto la persona che è Don Francesco, una persona inclusiva che ha fatto molto per la parrocchia, soprattutto ha anche rivalutato completamente questo parco giochi con degli interventi molto importanti lo scorso anno, e ovviamente quello che penso è che questo lo faccia tutto in nome dei ragazzi che in realtà frequentano numerosi questa parrocchia. Ecco, devo dire che questi fatti che per la prima volta, da quello che mi risulta, sono successi in questa parrocchia e non da altre parti perché già succedono, assolutamente sono allarmanti per chi porta i bambini qui, perché potrebbero succedere anche nei confronti dei ragazzini stessi, quindi non c'è altro che un allarme da lanciare alle autorità preposte perché possano forse sorvegliare ancora di più quello che è metterci ancora più impegno per sorvegliare la normale vita dei cittadini, perché queste sono cose che non dovrebbero mai succedere. Ecco, Don Francesco noi gli auguriamo tutti che possa guarire in fretta, ma secondo me chi si è reso responsabile di atti di questo genere deve in qualche modo essere sanzionato, perché non è possibile che la faccia franca. E magari farsi avanti. Certo, e farsi avanti, perché di fronte a una cosa del genere anche le famiglie stesse sapranno benissimo di chi si tratta e secondo me vanno coinvolte anche loro. Ecco, Don Francesco, grazie Francesco, grazie davvero. Don Francesco ha perdonato questi ragazzini e anzi in un post sui social dimostra misericordia, dimostra spirito chiaramente cristiano. A noi ha detto, a me, a Nicola ha detto sto bene, però chiaramente è scosso. Con Nicola adesso ci stiamo avvicinando alla fontanella dove tutto è successo. Chiaramente lo facciamo con discrezione perché c'è il Grest in corso, quindi ci sono tanti bambini, tanti minori. Ecco, questa è la fontanella, questa è la zona, Nicola, dell'aggressione, di questa aggressione, ripeto, brutale. Poi Don Francesco ieri sera nella notte si è sfogato anche sui social, ha ricevuto la telefonata del sindaco Mario Conte, una telefonata carica di solidarietà, e solidarietà viene espressa, come hai sentito anche dalle parole del signor Francesco, da tutta la comunità qui a San Bartolomeo, dove chiaramente le indagini proseguono, si stanno visionando le immagini della videosorveglianza per risalire a questi ragazzini. Per il momento è tutto con Nicola Marcato. Nicola, ti restituisco la linea. Buonasera, torniamo a Portogruaro, fra poco ci collegheremo con Federico De Ros, perché lo dicevamo in apertura, è stato trovato il corpo di Chiara Guerra, la 53enne insegnante delle scuole medie, facciamo delle immagini, grazie, che è stata uccisa dal nipote a coltellate la notte di giovedì, presumibilmente la notte di giovedì, ricerche che erano iniziate fin da subito e che questa mattina hanno portato al ritrovamento del corpo lungo il Lemene a Portogruaro, e dunque, lo dicevamo, un importante tassello per ricostruire il mosaico di questo omicidio. Fra pochissimo con Federico De Ros. Intanto continuiamo con la cronaca, perché è di un morto e di un ferito in gravi condizioni il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina sull'autostrada A22 del Brennero, tra i caselli di Affi e di Verona Nord. Sulla carreggiata in direzione sud si sono scontrati un camion e un'automobile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale con i sanitari del SUEM 118 che hanno trasportato il ferito in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. La vittima, ovviamente, come spesso accade in questi casi, è il conducente dell'auto che si è schiantata contro il camion lungo l'A22 del Brennero. E poi ancora, a 4 mesi dal grave incidente in cui era rimasto coinvolto quando venne travolto da un'auto a pochi passi da casa, è morto al Cafoncello di Treviso, dove si trovava ricoverato senza mai essersi ripreso il 71enne Maurizio Gazzi, pensionato, residente a Susegan, l'ennesima vittima della strada nella Marca. L'incidente era avvenuto il 16 febbraio scorso, quando
L'uomo poco prima delle 19 era uscito di casa venendo travolto da un 49enne macedone al volante di una Toyota mentre attraversava la Pontebana sulle strisce pedonali. La procura di Treviso, con la morte del 71enne, aprirà un fascicolo d'inchiesta per omicidio stradale. Come omicidio stradale anche la tragedia che si è consumata ieri mattina sulla Monselice Mare, e un 65enne in sella alla bici che è stato travolto e ucciso in questo caso da un motociclista 21enne. Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. La strada regionale 104, la Monselice Mare, miete un'altra vittima nel territorio del comune di Candiana. A perdere la vita il 65enne Giuliano Lessio, che lascia la moglie e un figlio. Il pensionato si spostava spesso in bicicletta, soprattutto per andare a fare colazione nel bar del paese. Questa volta però qualcosa è andato storto. Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale di Padova, intervenuta sul posto, Lessio, dopo aver percorso Valli Candiana in sella alla sua bici, sarebbe arrivato all'altezza dell'incrocio e proprio qui sarebbe stato preso in pieno da una moto che procedeva lungo la Monselice Mare in direzione Conselve. L'impatto è stato fatale, il 65enne, sbalzato per diversi metri, è morto sul colpo. Ferito ma non in pericolo di vita il centauro alla guida della moto, un 21enne, trasportato in ospedale in prognosi riservata. L'esatta dinamica dell'incidente è ora al vaglio degli agenti intervenuti sul posto. L'incidente ha provocato pesanti disagi alla circolazione, con rallentamenti e code in entrambe le direzioni lungo uno degli assi viari più trafficati della zona. Sul posto anche Veneto Strada e il SUM 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. La Monselice Mare non è nuova tragedia del genere. A maggio di quest'anno si sono registrati 5 feriti gravi in un incidente automobilistico. Nel novembre del 2025 un altro schianto era costato la vita a una persona, mentre nel marzo dello stesso anno 2 distinti incidenti avevano provocato un morto e diversi feriti, confermando la pericolosità di questo tratto stradale, come dice anche il sindaco Luca Manfrin. Nel nostro comune esiste un tratto della Monselice Mare lungo 7 km, caratterizzato da un rettilineo che interseca 4 incroci a raso. Stiamo lavorando per realizzare un'opera che consente di ridurre le continue accelerazioni dei veicoli, interrompere la linearità del rettilineo e aumentare la sicurezza dell'intero tratto stradale. Si tratta di un intervento importante che richiede la collaborazione e la convergenza di più istituzioni, con le quali continueremo a lavorare con la massima attenzione affinché si possa giungere quanto prima a una soluzione concreta. La sicurezza prima di tutto, purtroppo dobbiamo evitare queste tragedie. Allora, Sastino di Livenza, l'omicidio di Sastino di Livenza, il corpo ritrovato in questi minuti. Prima di andare da Federico De Ros, vediamo il punto sulle indagini con Daniela Sizia. Le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza riprendono chiaramente il 17enne che spinge la carriola, confermando di fatto quanto ha confessato agli investigatori. Lo ha ribadito in queste ore il procuratore di Pordenone Pietro Montrone. Al momento, spiega, è escluso il coinvolgimento di terzi, ma ci sono delle esigenze di approfondimento che potranno essere effettuate solamente al rinvenimento della salma. Il 17enne dunque rimane per ora l'unico indagato, reo confesso dell'omicidio della zia Chiara Guerra, insegnante di 53 anni, accoltellata a morte e poi gettata nel canale. L'accusa gravissima, omicidio volontario. Ora il giovane si trova in una comunità per minori della provincia di Treviso. Chi lo ha visto prima del trasferimento nella struttura parla di un giovane che sta progressivamente prendendo coscienza della gravità del suo gesto. Dopo la consegna degli atti per la richiesta di convalida del fermo da parte della Procura dei minori di Trieste, ci saranno altre 48 ore per fissare l'udienza. Gli investigatori intanto continuano le indagini per ricostruire quei drammatici momenti quando il 17enne, dopo l'ennesimo litigio per questioni di eredità, tensioni che aleggiavano da tempo in famiglia, ha estratto il coltello e colpito a morte la zia. Teatro della mattanza la legnaia, la villa intera rimane sotto sequestro. I cittadini, ancora attoniti per questa tragedia, spiegano che proprio quella sera c'era la raccolta di rifiuti proprio nel ponto dove è stato gettato il corpo. Questo forse spiegherebbe perché la carriola con il telo che copriva il corpo della donna sarebbe passata inosservata. Ci sono però ancora molti punti da chiarire nella ricostruzione dell'omicidio. Un testimone avrebbe riferito di aver visto il padre portare il 17enne dal medico venerdì per delle ferite al braccio destro e una possibile contusione.
A San Stino intanto resta fra tutti un nodo alla gola, lo sforzo per non piangere di fronte a tanta crudeltà. Sono cose che purtroppo nella società di oggi, io ho un nipote della stessa età, quindi può immaginarsi che cosa provo in questo momento. In queste ore è un pellegrinaggio continuo nella villa della vittima, amici, allievi e conoscenti. Dopo i primi fiori e messaggi lasciati dai suoi allievi sono stati portati altri omaggi ed altri biglietti, pensieri in ricordo della vittima. Ci sarà un momento di preghiera nella scuola media dove la 53enne insegnava. L'istituto ha deciso di concedere agli allievi che non se la sentono di spostare l'esame di terza media alla prossima settimana. E allora andiamo a Portogruaro, lo dicevamo in apertura, trovato il corpo di Chiara Guerra, parliamo dell'omicidio di San Stino, lo dicevamo, importante questo ritrovamento anche per accertare tutto quanto accaduto quella sera, in quelle ore dell'omicidio. Federico? Sì Nicola, ben ritrovati, siamo in località Sette Sorelle nel comune di Portogruaro. Poco fa è stato proprio ritrovato il cadavere, il corpo della professoressa 53enne Chiara Guerra, uccisa dal nipote reo confesso 17enne. È stata avvistata circa un'ora fa da un pescatore lungo il fiume Lemene dopo 3 giorni davvero intensi di ricerche. Lo abbiamo raccontato, partite dal canale Malgher a San Stino di Livenza con tante squadre dei vigili del fuoco, con gommoni, sommozzatori, droni e anche l'elicottero Drago partito da Venezia per scandagliare il canale, il fiume. Il corpo è stato ritrovato esattamente a 12 chilometri da dove il reo confesso 17enne lo avrebbe lanciato. Immediatamente da qualche minuto si è attivata una macchina importantissima dei soccorsi e vediamo che continuano ancora ad arrivare, presenti davvero tantissime gazzelle dei carabinieri, vigili del fuoco, polizia locale, polizia di Stato, e poco fa è arrivato anche il medico legale Antonello Cirnelli, che esattamente 5 minuti fa è salito a bordo della barca con degli agenti della polizia per andare a recuperare proprio il corpo che si trova al largo. Come giustamente dicevi te Nicola, il ritrovamento della salma è davvero fondamentale, perché potrà verificare innanzitutto la confessione del ragazzo che, stando a quanto riportato durante l'interrogatorio di sabato sera, avrebbe ucciso la zia con alcune coltellate. Questo permetterà inoltre anche di ricostruire proprio con maggiore precisione la dinamica dell'omicidio. Abbiamo anche degli aggiornamenti dal punto di vista proprio delle indagini, perché stando a quanto appreso, appunto, vediamo che stanno continuando nel frattempo ad arrivare. La zia durante quei momenti che hanno preceduto l'omicidio avrebbe lottato proprio per difendersi, e come sentito grazie a delle testimonianze che avevamo raccolto anche nei giorni scorsi da alcuni vicini e conoscenti della professoressa Guerra e da un testimone vicino di casa della stessa professoressa 53enne, ci aveva raccontato che aveva visto il ragazzo, aveva parlato con lui vedendolo con un braccio con un polso fasciato. Ebbene sì, è emerso che il ragazzo aveva una frattura del metacarpo e una ferita alla mano, anche con dei graffi poi su tutto il corpo, e questo fa intendere che ci fosse stata presumibilmente una colluttazione nei momenti iniziali. Vi facciamo vedere anche l'acqua torbida che si trova proprio qui del fiume Lemene, perché grazie al temporale di ieri, secondo poi le stesse forze dell'ordine, i colloqui che abbiamo avuto poco fa prima di venire in diretta, grazie al temporale presuppongono che si possa essere mosso il fondale e che quindi possa aver portato poi il corpo della professoressa Guerra a galla. Abbiamo sentito un massacro che si sarebbe verificato all'interno della legnaia, un movente legato all'eredità, e poi emergono anche ulteriori dettagli delle famose telecamere di videosorveglianza. Nel frattempo magari ci spostiamo anche da questo lato per farvi vedere anche tutte le persone che sono impegnate. Sono veramente decine e decine di forze dell'ordine che adesso stanno proprio per andare a recuperare
ricoverare il corpo. Sono emersi dei dettagli, Nicola, in merito alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, perché il delitto si sarebbe consumato giovedì intorno alle 13:30 nella proprio legnaia dell'abitazione in via Fratelli Cervi 3. Qui ci sarebbe stata la colluttazione, poi le coltellate, e poi alle 14:10, quindi esattamente 40 minuti dopo, le telecamere immortalerebbero il 17enne con carriola e telo uscire dall'abitazione e successivamente poi lanciare il corpo nel canale Lemene, facendo 700 metri a piedi in 10 minuti circa, liberandosi proprio del cadavere lungo il canale. Poi alle 14:30 le telecamere lo rimortalerebbero rientrare a casa. In questo frangente avrebbe ripulito la legnaia e la stessa carriola dalle tracce di sangue, e poi ci sarebbe stato un'ulteriore uscita, un ulteriore passaggio, ovvero verso le 15. Qui ha preso una laterale ed è arrivato sull'argine del fiume Livenza, e qui proprio in questo secondo passaggio avrebbe gettato il coltello e anche i vestiti sporchi di sangue che aveva nel momento in cui si è consumato questo terribile omicidio. E per quanto riguarda invece il 17enne, lui si trova ancora in una comunità di accoglienza del Trevigiano, e adesso l'ipotesi è di accusa di omicidio aggravato e di premeditazione, con anche la variante della crudeltà. E ovviamente le procure sono due, è atteso anche sul posto il procuratore della Repubblica di Pordenone Pietro Montrone, che sono stati coloro i quali hanno aperto per primo il fascicolo, dato che era stata selezionata la stessa Guerra venerdì come donna scomparsa, e successivamente poi, dopo l'interrogatorio del reo confesso 17enne nonché nipote sabato sera, è stato trasferito alla Procura dei minori di Trieste. Quindi sappiamo che è atteso anche il procuratore di Pordenone. Il medico legale Antonello Cirnelli sarà già all'opera al largo, dato che saranno passati 10 minuti ed è poco distante da qui, e poi ci sarà l'arrivo, immaginiamo, in questa zona che è l'unico punto accessibile, perché vi facciamo vedere magari sulla destra con Michele Zanette, dove vedete proprio i segni, è stata creata questa rampa, diciamo, tra il verde, proprio per permettere con una corda agli agenti della polizia e lo stesso medico legale Antonello Cirnelli di salire sulla barca, e ipotizziamo che poi sarà il punto che comunque è quello più vicino poi per far ritornare il cadavere della stessa professoressa Chiara Guerra. Seguiranno ulteriori aggiornamenti. Da Portogruaro, Nicola, è tutto, a te in studio. Federico, ovviamente resti lì a presidiare, e quando dovesse esserci novità, se dovesse esserci l'arrivo poi anche del corpo recuperato, richiedici subito la linea. Grazie a Federico De Rosso e anche a Michele Zanette, ovviamente. Restiamo in tema però di omicidi, e restiamo in zona Veneto orientale, in Friuli in questo caso, con il terribile, efferato caso di omicidio di Gemona. Lo ricorderete, Alessandro Venier, ucciso e fatto a pezzi ormai quasi un anno fa. Sono state rinviate a giudizio davanti alla Corte d'Assise Lorena Venier e Maylin Castro Monsalvo. Compariranno il 20 luglio davanti alla Corte d'Assise del Tribunale di Udine per la prima udienza Lorena Venier e Maylin Castro Monsalvo, rinviata a giudizio dal giudice per l'udienza preliminare Camilla Del Torre per omicidio volontario, pluriaggravato, vilipendio e occultamento di cadavere. Quando si aprirà il processo sarà passato un anno dal delitto scoperto il 31 luglio del 2025 e fissato come data di esecuzione dell'omicidio il 25 luglio, una settimana prima del ritrovamento del cadavere di Alessandro Venier fatto a pezzi, occultato in un bidone della spazzatura pieno di calce. Lorena e Maylin hanno deciso entrambe di presenziare all'udienza davanti al GUP. Annunciata la presenza della mamma della vittima, a sorpresa è comparsa anche la nuora ed ex compagna del 35enne. Lorena ha rilasciato spontanee dichiarazioni in cui ha chiesto, nella consapevolezza che verrà condannata, di trascorrere il periodo fino alla condanna definitiva nella casa di Via dei Lotti. Il giudice si è riservato di decidere. Manifestato appunto il desiderio di poter trascorrere questi momenti prima della sua pena definitiva a casa sua, per sistemare l'abitazione e renderla in qualche modo più agibile anche per la minore, perché la destinazione di quel bene è la bambina.
Per quanto riguarda Maylin Castro Monsalvo, è rimasta in silenzio ed apparsa nervosa e sofferente, tanto da lasciare anzitempo l'aula e il tribunale di Udine scortata dagli agenti penitenziari. Anche i difensori della colombiana hanno avanzato alcune richieste sulle quali il giudice si è riservato anche qui di decidere, tra queste una perizia psichiatrica. Chiesto una perizia psichiatrica della signora Castro alla luce di nuove acquisizioni che sono state fatte negli ultimi giorni, rilevanti a nostro avviso, elementi che non erano state valutate, e quindi io credo che la capacità di intendere e di volere ai momenti del fatto debba essere decisa e valutata in contraddittorio. Durante l'udienza, pur essendo nella stessa aula, le due donne si sono scambiate soltanto qualche sguardo. Lorena ha manifestato il desiderio di poter parlare con Maylin e rivolgerle un saluto, ma non è stata accontentata. Non c'è stato un contatto tra le due detenute, nonostante il desiderio di Lorena era appunto quello di poter salutare la nuora, insomma, con cui resta legata affettivamente. Allora, pochi istanti di pubblicità, andiamo in pubblicità con davvero pochi minuti, ripartiremo parlando di ladri scatenati nelle case nella Marca trevigiana. Allora, di nuovo in diretta con la nostra prima edizione, prima di parlare di ladri, come avevo preannunciato prima della pubblicità, ma vi dicevo ci sono tante notizie di cronaca di questa mattina da raccontarvi. Torniamo a Treviso. Ma non parliamo più, come abbiamo fatto con Christian Arboit, del parroco aggredito e picchiato dai bulli, bensì della altissima tensione che c'è stata questa mattina in via Pisa. Erano previsti gli sgomberi di alcune famiglie nel grattacielo, già teatro, insomma, di varie altre situazioni che abbiamo raccontato nel corso degli anni, anche dei mesi. E al momento dello sfratto c'è stato anche una colluttazione forte tra le forze di polizia e i presenti. C'era anche il centro sociale Django, ci sono 2 feriti a quanto pare, ma ce lo confermerà Marta Zatta in collegamento in diretta insieme sempre a Nicola Marcato. Buongiorno Marta. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, è stata una mattinata di forte tensione qui in via Pisa, appunto per lo sfratto di diverse famiglie. La cosa ancora più preoccupante è che tra queste c'erano diversi bambini, anche neonati, e anche una persona malata. Momenti di forte tensione appunto con le forze di polizia che vedete inquadrate in questo momento in tenuta antisommossa dalle immagini di Nicola Marcato. Io sono in compagnia di Gaia Righetto del centro sociale Django, presenti fin da subito, insomma, per difendere a tutela di queste famiglie sfrattate. Sì, le famiglie ci hanno chiamato questa mattina e siamo corsi qua rispetto alle nostre disponibilità, perché siamo arrivati veramente alla goccia che fa traboccare il vaso, nel senso che, come abbiamo sempre ribadito, qua non siamo neanche di fronte a una situazione di morosità incolpevole, ma qua le famiglie hanno sempre pagato, ma la proprietà precedente è stata indagata per infiltrazione camorristica. I 3 condomini sono stati svenduti a Dorare 1, che ha sede tra l'altro dove ha sede anche la banca Finint e a cui è collegata, per quanto non in linea diretta, cosa che forse dobbiamo chiedere a Enrico Marchi che dia delle spiegazioni da questo punto di vista, visto che appunto 51 famiglie si sono trovate sotto sfratto. Chi finora ha trovato una soluzione è chi si è arrangiata, nel senso che le istituzioni non hanno proposto nulla, anzi addirittura un broker che era stato indicato dalle associazioni alla fine ha truffato alcune famiglie che si sono rivolte a lui. Oggi le famiglie che sono andate ai servizi sociali come risposta hanno avuto un elenco di hotel. Che ora facciamo vedere, Nicola, questo i nomi dell'hotel appunto alle quali i genitori, insomma, di queste famiglie dovrebbero rivolgersi, ma tante persone non hanno neanche i soldi per pagarsi la stanza d'hotel. No, consideriamo che per una famiglia di 5 persone pagarsi la stanza d'hotel per settimane, mesi, non si sa. Per pagare settimane e mesi i soldi non ci sono, tra l'altro tutti sono alla disperata ricerca di case per comprarle, per affittarle, ma sappiamo benissimo qual è la situazione del mercato a Treviso e il punto è che quello che sta succedendo qua non è che riguarda soltanto quelli di via Pisa, perché riguarda un po' tutte e tutti. Io penso, non so, io parto anche dalla mia esperienza e dico pagare l'affitto ormai è veramente difficile, anche se si è in 2, anche se si lavora, poi siamo, non so, io dico la mia situazione, siamo entrambi precari ed è difficilissimo e sappiamo che questa situazione la stanno vivendo in tantissimi. E qua inoltre la cosa assurda è che vengono sfrattati i minori, i neonati, i bambini che vanno a scuola, cioè qua si sta anche mettendo in discussione il diritto all'istruzione, il diritto
diritto alle cure perché ci sono persone comunque malate, c'è una signora che ha un tumore al colon, stiamo mettendo in discussione il diritto alla casa anche per i bambini e la soluzione è questa, un elenco di hotel. Questa è la cosa che viene proposta dal Comune e le istituzioni sono responsabili perché sicuramente qualcosa si poteva fare. L'opacità di questa operazione non può essere non può avvenire che arriva una società con un fondo che ha un capitale di 10.000 euro, acquista per 1,8 milioni 3 palazzine, questa società è legata a una società olandese e nessuno indaga. Adesso c'è ancora una famiglia che si è chiusa dentro casa e insomma sulla chat insomma, del condominio ci hanno fatto sapere insomma, che non uscirà solo da morto, quindi insomma, non ha nessuna intenzione di abbandonare il suo alloggio. No, anche perché ci sono dei bambini anche in quella situazione e ovviamente un padre e una madre giustamente dicono ma io non porto i miei bambini in strada e mi sembra che sia, non so come dire, cioè il minimo della genitorialità e il minimo dei diritti umani, cioè qua sta venendo calpestato tutto e ripeto, per far fare soldi a compagnie. Questo è, solo questo, far soldi a compagnie e questo è un problema enorme che la città si deve porre, il comune si deve porre, il sindaco, il prefetto, tutte quante, la regione, lo Stato, visto che dal punto di vista del famoso piano casa di Salvini, a parte il fatto che non è passato nel Consiglio delle Regioni, ma poi in ogni caso non ha alcun tipo di soluzione. Per questo. Ecco, io ti ringrazio Gaia Righetto per la tua testimonianza. Nel frattempo, lo vedete proprio dalle immagini di Nicola Marcato, le famiglie non hanno di fatto un posto dove andare e non sanno nemmeno dove dormiranno questa notte, quindi noi continueremo a rimanere qui anche per vedere gli sviluppi della situazione su se effettivamente questa famiglia verrà sfrattata, quest'ultima famiglia che è rimasta all'interno dell'abitazione. Vi aggiorneremo di tutto nelle edizioni serali del nostro telegiornale. A te la linea, Nicola. Grazie a Marta Zatta. Dunque un problema insomma, importante a Treviso, come un problema importante resta quello, lo dicevamo, della piaga dei furti nelle abitazioni. Restiamo nella Marca tra Paese, Spresiano e Villorba, ladri scatenati. Vacanze, case vuote e ladri in azione. Da Paese a Spresiano fino a Villorba cresce la paura dei residenti. A Castagnole di Paese a farne le spese è stata una coppia di ottantenni partiti sabato per una settimana di vacanza a Fiera di Primiero. A scoprire il furto è stato il figlio incaricato di accudire il cane durante la loro assenza. I ladri, utilizzando una scala, hanno raggiunto una finestra del primo piano, l'hanno forzata e sono entrati nell'abitazione. Tolto scala. Andai per il secondo piano e ho rotto la finestra e entrai. Io provavo a rompere il vetro, si vede che faceva troppo rumore e ho preso un levarino e ho aperto in quella maniera, tra cassa e finestra e ho fatto leva. Una volta all'interno hanno messo a soqquadro le stanze alla ricerca di oro e preziosi. Per i coniugi, vacanze rovinate con il rientro a casa segnato da rabbia e amarezza. Da Paese a Spresiano, dove la paura ha fatto visita a un'altra anziana. In via Trento una donna di 80 anni che vive sola ha sentito rumori sospetti provenire dalla tettoia della propria abitazione intorno alle 9 di sera. Spaventata ha immediatamente chiamato la figlia. Solo questa mattina alla scoperta qualcuno avrebbe spostato i bidoni dell'immondizia, probabilmente per tentare di entrare in casa dal tetto. Ha sentito dei passi. Stamattina io sono venuta qui, ho trovato i bidoni delle immondizie che sono lungo il muro. Uno era spostato perché loro cosa hanno fatto? Sicuramente sono saliti nel muretto che c'ha qua, sono saliti sopra e hanno camminato. Cassetti svuotati, armadi aperti, stanze messe a soqquadro. È lo scenario che si è presentato davanti agli occhi di una donna di Carità di Villorba dopo il furto subito sabato sera nella propria abitazione. I ladri hanno rovistato ovunque, portando via non solo oggetti di valore, ma anche piccoli effetti personali. Un colpo che lascia ferite profonde, perché oltre ai beni rubati se ne va anche il senso di sicurezza tra le mura domestiche. Per la donna resta l'amarezza di una casa violata e la paura di ricominciare a vivere con serenità. E poi torna la banda dei pezzi di ricambio, il colpo la scorsa notte nel centro di Vigonza, siamo nel Padovano, si raccontano tutto Chiara Gaiani e Federico Cibotto.
È impressionante vedere come sono ridotte 2 BMW che sono state letteralmente cannibalizzate la scorsa notte. Questo è un quartiere residenziale di Vigonza, siamo in via della Costituzione, con noi c'è il sindaco Gianmaria Boscoro che proprio ha lanciato questo allarme. Purtroppo si ripetono fatti di questo tipo, si sperava di essersi rilasciati alle spalle perché bande simili erano già entrate in azione nel territorio del suo comune. Lei è stato avvisato dai cittadini, il sindaco? Sì, sono stato avvisato di prima mattina dai cittadini, speravamo veramente che fosse un capitolo chiuso perché alcuni autori di questi reati erano stati arrestati negli ultimi 2 anni, quindi in particolare nel 2025 una banda che aveva colpito tutta l'Alta Padovana e la cintura urbana e anche qualche nostro concittadino, ahimè, e invece ci ritroviamo di nuovo con delle auto cannibalizzate, furti su commissione perché sono auto dello stesso modello, dello stesso tipo e quindi sicuramente questi furti sono pensati e ragionati su commissione. C'erano tante altre auto nella via pubblica, anche esse di pregio, ma non sono state minimamente toccate. Quindi. Sì, è impressionante vedere come sono ridotte. Sì, sono tutte le parti elettroniche vengono smontate, l'abbiamo già visto anche negli anni scorsi e in tutti i territori dell'Alta Padovana dove si va è quasi beffardo, si va per modelli. Abbiamo visto, c'è stato un periodo delle Mercedes e delle BMW che sono quelle più colpite, ma questo tra l'altro in questo caso una macchina era nella via pubblica ma l'altra era in un parcheggio condominiale anche nascosto. Devo dire la verità che anch'io ho fatto fatica a trovarla, quindi vuol dire che è stato fatto un lavoro proprio preciso e minuzioso da parte di questi banditi. Ecco, lei interverrà comunque. Ovviamente le indagini sono in corso su questo fatto increscioso. Qui però non c'erano le telecamere, è stata rifatta l'illuminazione, c'è un progetto proprio puntuale del suo comune in tal senso. Sì, allora abbiamo, come giustamente avete ricordato, rifatto tutta l'illuminazione a LED, che è il primo passo per migliorare ed efficientare la sicurezza in un quartiere. Adesso stiamo varando un progetto da 500.000 euro che prevede più di 30 installazioni comprese anche in questo quartiere per la messa in sicurezza, ma abbiamo già fatto un lavoro che è stato utile anche in questa occasione perché negli ultimi 3 anni abbiamo creato una centrale operativa vera e propria, ha sistemato tutte le telecamere ereditate che non funzionavano e quindi noi già oggi con i varchi nel territorio del comune con le telecamere abbiamo messo a disposizione delle forze dell'ordine tutte le macchine transitate nel comune questa notte. Quindi questo è un dato ovviamente non semplice ma che diamo agli inquirenti per dargli la possibilità di avere dei riscontri e questo è importante. Quello che mi lascia un po' l'amaro in bocca è che proprio nei giorni scorsi sembra quasi una beffa del destino, una parte dell'opposizione, degli ex amministratori si erano lamentati perché dicevano non servono le telecamere, gli occhi elettronici non ci rendono sicuri, testuali parole. Ma su questo avrei qualcosa da ridire, invece la mia amministrazione farà il contrario, investiremo ancora di più sugli occhi elettronici perché ce lo chiedono i cittadini ma ce lo chiedono anche le forze dell'ordine che grazie a questi strumenti tecnologici negli ultimi anni hanno non solo la possibilità di individuare ma poi quando si va a processo ci sono le prove, se no non ci sono le prove e poi le assoluzioni fioccano. Invece noi vogliamo assistere e dare il massimo supporto alle forze dell'ordine mettendogli a disposizione una rete tecnologica di telecamere che mappi le zone più sensibili del territorio. 100 kg di rame già pronti per essere portati via, lasciando al buio però le case del quartiere. Siamo ancora nel Padovano, è successo a Montagnana. L'energia elettrica che si interrompe continuamente, i sospetti di un tecnico di e-distribuzione, l'intervento dei carabinieri non era un guasto, ma il furto di rame da una cabina elettrica e così 2 persone sono finite in manette. I militari li hanno sorpresi a rubare tubi in rame e cavi elettrici negli edifici di un'ex azienda produttrice di prosciutti a Roveredo di Gua, nella zona di Montagnana.
Il tecnico era stato allertato per le frequenti interruzioni di energia elettrica, ma nel corso del sopralluogo ha notato un'auto parcheggiata vicino a una cabina elettrica abbandonata e rumori dall'interno. Immediato l'intervento dei carabinieri, che sono entrati nell'edificio bloccando 2 italiani di 35 e 33 anni, già noti alle forze dell'ordine e residenti nella Bassa Padovana, che stavano smontando i cavi elettrici. Accusati di furto aggravato in concorso, avevano già accatastato 100 kg di rame che stavano per essere caricati su un'auto pronta all'esterno con il bagagliaio aperto. Arresto convalidato dalla Procura di Verona, che ha disposto per i 2 l'obbligo di firma a Este e Montagnana. E allora torniamo a parlare della tragedia del Monte Pasubio, la scomparsa dei 2 giovani escursionisti che abbiamo raccontato ieri, rivedremo fra poco i servizi. Riaccende il dibattito sulla pericolosità delle vie alpinistiche del massiccio del Pasubio e l'importanza di mantenere la massima prudenza anche nei percorsi conosciuti. Ne parliamo con Maurizio Dalla Libera, presidente del CAI Vicentino. Lo ha sentito per noi Daniele Garbini insieme a Simone Squarcina. La tragedia del Monte Pasubio ha scosso la provincia vicentina, gli appassionati di montagna, non solo, soprattutto per la morte di questi ragazzi a poco più che 20 anni. Parliamo di Sofia Dalle Nogare e Giosuè Baldissera, 25 e 24 anni, che hanno perso la vita in questo punto, insomma, del massiccio, e riapre un po' il problema e soprattutto il dibattito sulla pericolosità delle vie alpine. Con me Maurizio Dalla Libera, il presidente del CAI Vicentino. Ecco, quanto pericoloso erano queste strade? Allora, intanto ci ha colpiti molto questa disgrazia che consideriamo una tragica fatalità. Vogliamo esprimere la nostra vicinanza alla famiglia di Giosuè, che tra l'altro è qui a Vicenza, e della famiglia di Sofia, che abita a Schio. Tragica fatalità, dico, perché è una via tra il Pasubio che, pur essendo impegnativa, 450 metri, quinto, sesto grado, è considerata la più bella via del Pasubio, è la più frequentata, è provvista anche di solide soste, gli ancoraggi in sito sono classici, cioè chiodi classici, ma consentono l'arrampicata relativamente sicura. Ecco, allora facciamo innanzitutto un riepilogo per capire, ecco, di cosa è successo in questa domenica tragica con questo servizio. Ai piedi del Pasubio i soccorritori intervenuti li hanno trovati imbragati e uniti anche nella morte Sofia Dalle Nogare, 24 anni, di Tiene, residente a Schio, e Giuseppe Baldissera, 26 anni, trevigiano di Semonzo di Borso del Grappa. Entrambi, con una coppia di amici, avevano affrontato la parete del Soio d'Uderle, una via impegnativa ma assolutamente alla portata dei 2 alpinisti, che avevano accumulato preparazione ed esperienze più che sufficienti, ma non è bastato, la montagna non perdona. Ad avvisare i soccorsi gli amici, che hanno visto la coppia precipitare nel vuoto per 100 metri. Il dolore dei soccorritori. E loro erano veramente dei ragazzi che sapevano andare in montagna, non erano sprovveduti, non sappiamo nemmeno noi capacitarci cosa sia effettivamente successo, cosa sia accaduto per poter fare questa caduta così dall'alto. Sicuramente qualcosa di strano è successo, però neanche da come erano le corde, come erano i moschettoni, eccetera, l'attrezzatura che avevano addosso non era in ordine. Sofia, che tra un mese avrebbe compiuto 25 anni, oltre alla montagna amava anche l'acqua, aveva praticato un nuoto agonistico a livello giovanile e lavorava come assistente bagnante nelle piscine comunali di Schio, dove era conosciuta ed apprezzata per il suo carattere pieno di vita e di entusiasmo contagioso. Io volevo esprimere tutto il mio cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia di questi 2 giovani, alle famiglie di questi 2 giovani, e in particolar modo proprio a Sofia, alla famiglia di Sofia, perché immagino che sia qualcosa di inconcepibile e straziante, anche perché, appunto, come ha ben detto, erano comunque 2 ragazzi molto attivi, molto positivi, molto comunque coinvolti nella comunità, nell'attività fisica, perciò una notizia del genere proprio è inspiegabile, diciamo inaccettabile. I funerali di Sofia si svolgeranno giovedì alle 10 nel Duomo di Schio.
Ecco, se abbiamo già saputo quindi la data dei funerali per Sofia, siamo ancora in attesa di sapere la data dei funerali di Giosuè. Ecco, lei diceva che conosceva Giosuè. Sì, come sezione del CAI noi abbiamo delle commissioni, una di queste è la commissione alpinismo giovanile, e Giosuè l'abbiamo conosciuto dai 9 ai 14 anni che ha partecipato alle attività del gruppo. Era una persona solare, curiosa, voglia con disponibilità ad aiutare gli amici, e quindi l'abbiamo conosciuto bene. Tra l'altro l'attività che ha intrapreso nel lavoro l'ha portato ad avere anche una certa prudenza in quello che fa. I vigili del fuoco, sappiamo, si muovono sempre con particolare prudenza e attenzione. Ecco, noi proprio abbiamo confezionato un servizio proprio su Giosuè, la nostra redazione di Bassano, che poi ha tracciato un profilo di Giosuè con questo servizio. Era vigile del fuoco, assegnato alla caserma di Asiago, e prestava servizio anche a Bassano del Grappa. Giosuè Baldissera, una delle 2 vittime del tragico incidente sul Pasubio, aveva appena 26 anni, compiuti da pochi giorni. Viveva a Vicenza, ma era originario di Semonzo, frazione di Borso del Grappa. Giosuè era un vero sportivo, appassionato di tutto ciò che era outdoor ed estremo. Dopo aver frequentato l'Istituto Agrario Parolini di Bassano, si era laureato nel 2023 in Scienze Geologiche all'Università di Padova, prima di intraprendere la carriera di vigile del fuoco. Sognava di entrare a far parte del nucleo speleo alpino fluviale, un'ambizione che rifletteva il suo grande amore per i fiumi, ai quali aveva dedicato anche la tesi di laurea. Una grande perdita, un vuoto incolmabile, così lo ricordano i suoi colleghi bassanesi, descrivendolo come un ragazzo preparatissimo e sempre educato, ben voluto da tutti, dentro e fuori dal lavoro. Lavoratore instancabile, affrontava ogni incarico con dedizione e spirito di servizio ed era sempre pronto ad aiutare il prossimo. Insomma, abbiamo sentito la testimonianza su Giosuè. Come per Sofia si tratta di giovani generosi con grande passione, sono morti mentre facevano la cosa che amavano di più. Ecco, però la passione non basta, ci vuole anche preparazione, soprattutto si riapre il problema della pericolosità, soprattutto del massiccio del Pasubio, delle vie insomma, che possono essere considerate pericolose. Era davvero pericolosa questa via? Che consigli dare? Allora, ripeto, la via che possiamo vedere anche qui rappresentata col schizzo di colore arancione è considerata tra le più sicure del massiccio e, ripeto, la consideriamo una tragica fatalità quella che ha colpito i 2 giovani, perché il tempo era buono. Quando è caldo normalmente nascono anche delle nuvole, ma questo è accettato nelle piccole Dolomiti, quindi non c'erano condizioni negative del tempo. La via è conosciuta, è spesso frequentata, direi la più frequentata. Certamente è una via impegnativa, è una via alpinistica, non è una via da falesia, e su questo vorrei spendermi in generale come consiglio. Chi passa dalla falesia all'ambiente di montagna, che noi chiamiamo ambiente di avventura, non è solo un problema di grado. Il grado è un elemento da considerare, ma bisogna anche considerare dove passano le vie, la capacità di individuare la chiodatura, il fatto di tastare la roccia, perché come sappiamo nelle piccole Dolomiti non sempre è solida e quindi bisogna tastare e muoversi con prudenza, ma queste caratteristiche i ragazzi le avevano, quindi ripeto, tragica fatalità. Torniamo a parlare di violenze nei confronti di chi sta lavorando. In questo caso è una situazione davvero particolare che è avvenuta a Padova, l'abbiamo raccontato ieri, è successo sabato sera. Parla ai nostri microfoni il DJ aggredito ad Abano Terme perché era stato aggredito perché la musica era troppo alta, è stato aggredito e picchiato. Io ti spacco tutto, è andato verso la mia console, ha lanciato all'aria la console, io nel tentativo di prendere la console lo mando via, insomma, e mi prendo dei pugni in faccia, una raffica di pugni, dopo non mi ricordo più di tanto, mi sono trovato 10 metri dietro in un'aiuola, dopo chiaramente sono tutti intervenuti i baristi del locale, clienti, per dividerci, insomma, per soccorrermi, sangue dappertutto. Violenta aggressione sabato sera in un locale ad Abano Terme. Flavio La Cagnina, in arte Fluffy DJ, è stato prima insultato, poi picchiato da un 60enne del posto. La sua colpa non aver abbassato il volume della musica. Ho trovato questo locale ad Abano sabato sera dalle 9:30 alle 23:30, dalle 10 a mezzanotte, gli orari cambiano a seconda della stagionalità.
che 2 ore mi esprimo la mia passione, faccio quello che faccio, sono tranquillissimo, mai avrei pensato lì e mai avrei pensato che quella persona si mutasse così. La corsa in ospedale con il naso rotto e danni all'orecchio, già operato in precedenza, la prognosi di 30 giorni da referto del pronto soccorso. C'è stata la frattura del setto nasale perché non ho neanche potuto difendermi, diciamo, quindi l'ho preso proprio in pieno volto l'aggressione. E la cosa che mi preoccupa, sono un po' preoccupato perché c'è un calo dell'udito all'orecchio destro dove ero già stato operato, una protesi interna per un problema di salute che speravo di aver risolto, invece a quanto pare forse si è dislocata. Danni fisici e materiali perché la furia dell'aggressore si è abbattuta anche contro la strumentazione da DJ, un danno da quasi 1.000 euro. L'invito che fa Flavio è di essere più tolleranti con chi vuole solo passare qualche ora di svago. Stiamo diventando un paese triste, signori, non c'è tolleranza. Sono appena uscito dall'ospedale e in pronto soccorso, nella sala d'attesa, gente che si lamenta perché a me chiamano al telefono le persone preoccupate, mi dicono come stare, rispondo. Intolleranza per tutto, sei maleducato, non devi rispondere al telefono quando tutti parlano, tutti urlano. Ho chiesto scusa, non mi interessano le tue scuse, sono maleducato. Gente vuole passare avanti, ma dove è finita la tolleranza? Droga, degrado e anche furti, bersaglio a Mestre spesso il titolare della carrozzeria moderna di Via Giustizia, l'abbiamo raccontato tante volte, dice però io non mi arrendo, pronti a mettere alla vigilanza privata, e intanto ha recintato parte del marciapiede di Via Giustizia. Dopo vari tentativi di liberare Via Giustizia da siringhe, c'è di tutto, sporcizia, c'è di tutto, abbiamo deciso di mettere il marciapiede in quarantena per la tutela dei passanti e di chi lavora in questa zona. Il marciapiede di Via Giustizia è in quarantena a tutela di passanti e lavoratori. Per Paolo Favaretto si tratta di denunciare per l'ennesima volta il degrado e la scarsa sicurezza in cui versa quest'area di Mestre. Negli anni la sua carrozzeria ha subito oltre 40 incursioni di ladri e detiene molto probabilmente il record italiano di furti. Favaretto ne ha viste di tutti i colori, persino il ladro che si era accampato con una tenda davanti alla sua impresa, ma non ha alcuna intenzione di mollare. Mi dispiace molto, ma abbiamo dovuto farlo, abbiamo dovuto recintare, lo faremo sempre di più, presideremo, se serve metteremo le guardie giorno e notte, vogliamo difenderci, non ne possiamo più, bisogna finirla, basta. A Vicenza invece, quartiere San Pio X, raccolte oltre 300 firme per chiedere all'amministrazione più attenzione al quartiere. Fari puntati su San Pio X, fari potenti come 300 firme. Tante ne sono state raccolte dai residenti e dai commercianti per chiedere più attenzione al loro quartiere. Sono state raccolte negli scorsi mesi oltre 300 firme dai cittadini per chiedere degli interventi di piccola manutenzione nel nostro quartiere. Da 5 mesi l'amministrazione non risponde. Manutenzione dei cordoli dei marciapiedi, quel tipo vecchio, e i tombini che sono alcuni già stati puliti, alcuni no, siepi pubbliche e private. Le private sono state fatte, ma le pubbliche però vedo meno. Riparazione delle strade, sicurezza negli incroci, uscita delle strade dove non sono visibilità, attraversamenti pedonali che devono essere rispettati da tutti, anche i sottopassaggi devono essere rispettati da tutti quanti, sia ciclisti che automobilisti, avere rispetto di tutti, e la manutenzione del quartiere. Il quartiere si sente trascurato, i cittadini chiedono più controlli e più attenzione a strade, marciapiedi, verde pubblico di San Pio X, in particolare per la manutenzione. Per questo hanno lanciato una raccolta firme e attendono una risposta dall'amministrazione. Abbiamo raccolto circa 300 firme perché il quartiere viene un po' trascurato, per mantenerlo nel migliore dei modi. Sì, effettivamente manca un po' di attenzione da parte della pubblica amministrazione. Secondo me particolarmente per la vigilanza, per la sorveglianza, per il rispetto di regole comuni e poi la cura proprio dell'ambiente e del territorio. Gli interventi riguardano la piccola manutenzione, non vogliamo polemica politica ma vogliamo risposte concrete. I quartieri della nostra città non possono essere abbandonati anche a fronte delle tante promesse di partecipazione e ascolto fatte in questi mesi da parte dell'amministrazione. E sempre a Vicenza, scoperta dalla Guardia di Finanza una maxi discarica abusiva nell'ovest vicentino. Le fiamme gialle rinvengono oltre 30 tonnellate di rifiuti industriali smaltiti illegalmente.
I finanzieri della compagnia di Arzignano hanno rinvenuto anche rifiuti speciali classificati come pericolosi tra le oltre 30 tonnellate di rifiuti industriali conferiti illegalmente in una maxi discarica abusiva scoperta nell'Ovest vicentino. Assieme ai tecnici dell'ARPAV, i militari avevano ispezionato un'area industriale di circa 2000 metri quadrati nella disponibilità di una società SRL operante nel settore alimentare. Tra i rifiuti rinvenuti anche tubi al neon esausti, pannelli per la coibentazione e linee di produzione disassemblate lasciate esposte agli agenti atmosferici. L'area è stata sequestrata e il legale rappresentante è stato denunciato per abbandono e gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi. La Guardia di Finanza di Treviso invece ha sequestrato 17 confezioni di farmaci illeciti scoperti all'interno di spedizioni destinate a persone residenti nella Marca. I plichi controllati provenivano dalla Repubblica Ceca, dall'Olanda e dalla Spagna e contenevano farmaci a base insulinica e anabolizzanti che avevano venduti con ricetta medica, uno steroideo per aumentare la massa muscolare vietato in Italia, farmaci a base di testosterone contro il calo della libido, vendibili con ricetta non ripetibile, e anche peptidi sintetici per ridurre l'appetito, sperimentali e vietati, e infine anche integratori privi del codice di notifica al Ministero della Salute. I militari di Treviso hanno individuato il destinatario di una spedizione dalla Spagna che è stato denunciato per ricettazione. E adesso torniamo a parlare del caso Electrolux, perché ieri nel tardo pomeriggio l'incontro al Mimit, al Ministero delle imprese del Made in Italy, il tavolo cruciale ha portato a questo spiraglio davvero per i lavoratori, con la multinazionale svedese che ha accantonato, ha congelato, ha sospeso il piano shock di licenziamenti, oltre 1700 in Italia, 300 solo a Susegana, e si torna a trattare. Allora il racconto di una giornata, quella di ieri, che era iniziata con lo sciopero, ovviamente la mobilitazione dei sindacati. Avanti insieme, uniti a lottare, tutta la settimana la passo qui con te. E non c'è resa, non c'è rassegnazione, ma solo tanta rabbia che cresce dentro me. E viva l'Electrolux, e viva i lavoratori e le lavoratrici in lotta! Le voci di lotta a Susegana, mentre a Roma si decide il futuro. Poco dopo le 17 trapela la notizia che potrebbe essere la svolta. Al tavolo, riunitisi al Ministero delle Imprese del Made in Italy, davanti ad un fronte compatto di governo, regioni, enti locali e sindacati, i vertici della multinazionale svedese accettano di accantonare il piano di licenziamenti definito da tutti come irricevibile e inaccettabile e si impegnano a non assumere iniziative unilaterali per tutta la durata della trattativa. Alla luce di questo cambio positivo di rotta, il ministro Adolfo Urso fissa una nuova scadenza, 50 giorni, fino alla pausa estiva del 7-8 agosto, per scrivere insieme ad Electrolux un nuovo piano industriale condiviso e sostenibile, in parallelo ad un'azione di pressing in sede europea. A Susegana 300 posti a rischio sui 1700 in tutta Italia sono state ore di attesa. Per noi è fondamentale che a Roma sentano la nostra rabbia, sentano anche il fatto che noi non abbiamo intenzione di cedere neanche un lavoratore e chiaramente neanche un diritto, e noi siamo qui per mantenere le nostre fabbriche, il nostro futuro e la produzione degli elettrodomestici in Italia, che ci darà la possibilità di continuare a lavorare. Le linee guida per il nuovo tavolo sono chiare: nessuna forzatura, nessun licenziamento, nessuna chiusura e nessuna trattativa parallela, a partire da possibili cessioni di quote, finché non sarà completato il percorso di incontri tecnici chiamato a definire una risposta alternativa alla crisi, che comporterebbe anche una crisi territoriale. È una battaglia che stiamo vivendo in tutto anche il territorio. Noi abbiamo sicuramente le istituzioni che ci supportano, ma per noi è fondamentale che i nostri colleghi delle altre fabbriche stiano con noi, capiscono quello che stiamo facendo e lo facciamo insieme. E se perdiamo noi, perde tutto il territorio, perdono i cittadini, le cittadine, perdono anche i negozianti. A Susegana il futuro potrebbe essere dunque più roseo del previsto e si torna a lavorare. Allora partiamo adesso, anticipiamo un attimo con le penne nere, fra poco parleremo anche di politica, perché è in corso anche il primo consiglio comunale dell'era Venturini, ma non possiamo non parlare delle penne nere, perché ormai ci stiamo avvicinando alla Triveneta di Gemona del Friuli, e ovviamente sono in partenza anche le penne nere trevigiane, e sono con il nostro Christian Arboit. Buongiorno di nuovo ad Arboit.
Buongiorno di nuovo a te Nicola, anche da parte di Nicola Marcato che sta curando la parte tecnica. Una nuova settimana di mobilitazione per le penne nere in vista di Gemona, dell'appuntamento di Gemona nel fine settimana con il clou domenica. Ovviamente le penne nere trevigiane sono mobilitate, ci troviamo nella sede di San Pelaio con il presidente Franco Giacomin. È una triveneta che ha un significato particolare perché sono 50 anni dall'Orcolat, sono 50 anni dal terremoto che sconvolse il Friuli e in quell'occasione gli alpini trevigiani ebbero un ruolo decisivo, erano anche tantissimi. Partirei proprio da qui, Presidente Giacomini. Buongiorno a tutti i telespettatori. È vero, per noi Gemona costituisce un momento particolare non solo come raggruppamento e evento alpino, ma perché in sera chiude anche 50 anni da quel terribile momento del terremoto 76, dove l'organizzazione ANA ha potuto portare in quelle zone 10 cantieri. In uno di questi, il cantiere 10, i nostri alpini trevigiani si sono prodigati per circa 2 mesi. 400 persone che hanno lavorato ininterrottamente e veramente è stato uno sforzo incredibile della nostra sezione. Purtroppo a distanza di 50 anni tanti di loro non potranno essere presenti per ragioni anagrafiche, ma comunque la sezione di Gemona che ha organizzato il tutto ci darà delle medaglie ricordo da consegnare a coloro i quali appunto hanno lavorato in quei momenti. Ecco. Non solo Presidente, proprio per sancire questo legame profondissimo tra Treviso e il Friuli sconvolto dal terremoto, partirà un treno della memoria da Treviso domenica. Ecco, diamo alcuni estremi perché sì, è importante. È vero. Domenica da Treviso verso le ore 6 partirà un treno storico con una capienza massima di 250 persone e che raggiungerà Gemona verso le 8:30. Chiaramente il treno poi consentirà il ritorno a Treviso a partire dalle 17, con partenza quindi da Gemona, ritorno a Treviso. È un treno messo a disposizione, organizzato sempre dalla sezione ANA di Gemona, gratuito. L'unico obbligo è quello di registrarsi presso la sezione di Gemona. Quanti saranno gli alpini trevigiani presenti a Gemona? Più o meno adesso penso ci sia anche un numero definitivo quasi. Sì, chiaramente Gemona, per le ragioni che abbiamo detto prima, rappresenta un momento molto molto importante per noi. Sicuramente noi contiamo ci siano almeno 1500 alpini della nostra sezione, molti di più di quelli che per ragioni soprattutto logistiche non hanno potuto essere presenti a Genova, e quindi noi ci aspettiamo ci sia tanta gente. Sappiamo che tanti si sono già attivati, che partiranno già in questi giorni, domani, dopodomani. Sono state organizzate anche dei percorsi, in particolare il gruppo di Treviso ha organizzato il percorso della memoria, che è già alla 15ª edizione e che raccoglie una trentina di alpini che si sposteranno facendo delle tappe a partire da giovedì, partenza da Pinzano al Tagliamento, poi raggiungeranno Muris di Ragogna e poi Osopo e poi Gemona. Gli alpini di Preganziol sono già partiti. Esatto, mentre quelli di Preganziol domenica sono partiti, peraltro domenica avevamo un evento a Molino della Sega, Breda di Piave, e con l'occasione li abbiamo anche salutati al Sacrario di Fagarè. Lì sono partiti da Preganziol domenica e anche loro arriveranno a Gemona la volta di sabato. Quindi la memoria prima di tutto, però poi sarà anche festa chiaramente, perché non può essere altrimenti un momento di grande convivialità, e poi il passaggio finale. Sì, esatto, quindi un momento anche di convivialità, e domenica per noi come sezione di Treviso rappresenta un momento molto molto importante, perché riceveremo quella che viene chiamata la stecca, quindi il passaggio di consegne tra la sezione di Gemona e la nostra, che il prossimo anno ospiterà qui a Treviso il raduno del Triveneto. Per la quale state già lavorando, perché non può che essere così. Assolutamente, sono già un paio d'anni che lavoriamo in questo senso. Ecco.
Grazie davvero Presidente Franco Giacomin. Chiaramente Antenna 3 con Lucio Zanato e tutti i colleghi racconteranno passo dopo passo, giorno dopo giorno, questa grande Triveneta che chiaramente, lo avete capito, ha un peso specifico nella memoria dei luoghi e dei territori. Per il momento da San Pelaio è tutto, con Nicola Marcato. Nicola, ti restituisco la linea. Grazie a Cristian Arboit. Allora andiamo velocemente in pubblicità, poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta. Allora andiamo a Venezia, lo dicevamo prima, oggi inizia ufficialmente l'era Venturini anche operativa, il primo consiglio comunale, ieri la presentazione della giunta. Filippo Fois, come sta andando? In questo risultato... Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Questa prima giornata è stata occupata dall'elezione del nuovo presidente del Consiglio Comunale, Matteo Senno, 31 anni, già da 10 anni consigliere comunale con la lista Brugnaro, quindi una scelta molto giovane che il sindaco Simone Venturini ha proprio motivato col fatto di dare un segnale di discontinuità e di scelta di puntare sui giovani. L'opposizione aveva presentato un suo candidato, il consigliere Fantuzzo, che però è stato votato solamente dall'opposizione. Ci sono già state le prime polemiche, le prime scaramucce tra il sindaco Venturini e l'altro candidato sindaco Andrea Martella, nonostante gli abbracci che hanno sottolineato l'inizio di questa seduta. Però Nicola, io devo dire che in questo momento quasi tutto passa in secondo piano rispetto a quello che è avvenuto pochi secondi fa. Pochi secondi fa ha preso la parola il consigliere Giovanni Giusto della Lega assieme all'altra consigliera eletta che è Monica Poli. Sono i due consiglieri della Lega i quali hanno appena annunciato la loro uscita dal partito. Sono usciti dalla Lega e confluiranno adesso nel gruppo misto. Questo significa che la Lega, a parte l'assessore Costalonga, non ha e Brunello non ha consiglieri comunali, ha solamente i due assessori ma non ha consiglieri comunali. Loro lo hanno motivato questo gesto con la scarsa considerazione che hanno ricevuto dal partito, nonostante le preferenze alle loro due candidature da sole siano circa il 20% dei voti che ha raccolto la Lega in questa tornata elettorale alle comunali di Venezia. Non era andata benissimo, peraltro, perché la Lega si è fermata al 4% quando alle precedenti aveva preso il 12%. Però ecco, è cambiata la geografia, diciamo, rimangono in forza al centrodestra, sostengono Venturini ma non sono più della Lega, e quindi a questo punto possiamo dire che la Lega non ha consiglieri comunali a Venezia. Nicola. Colpo di scena, era nell'aria questo o è stato un colpo di scena, Filippo? È stato un colpo di scena assoluto che abbiamo ascoltato adesso in diretta, proprio mentre aspettavamo di collegarci, mentre andava in onda la pubblicità, l'abbiamo sentito in diretta adesso, per cui adesso andremo anche, una volta terminata la seduta, a intervistarli e vi sapremo dare, diciamo, nelle prossime edizioni del telegiornale più dettagli su questa cosa clamorosa, anche perché nel capoluogo di Regione del Veneto la Lega non ha più consiglieri comunali. Grazie davvero a Filippo Fois e Sandro Ponchio. Non so se invece abbiamo anche, eccola, la vedo, Edi Kaliman, che stava seguendo con Tommaso Migotto l'inaugurazione di un polo di formazione dedicato alla pubblica amministrazione. C'era fino a poco fa il ministro Zangrillo, che vedremo questa sera, e sono emerse anche importanti novità su altri fronti, come ad esempio sul caldo, perché c'era anche il presidente Stefani. Edi. Esatto Nicola, buongiorno a te e ai telespettatori. Finita da qualche minuto questa lunga conferenza stampa in cui sono stati invitati qui a Palazzo Grandi Stazioni, nel cuore di Venezia, tutti i rettori delle università venete, IUAV, Ca' Foscari, l'Università di Verona, l'Università di Padova, per parlare con il ministro e firmare questo protocollo d'intesa per il polo formativo territoriale per la Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Ce ne sono già
tra 8 nelle varie regioni d'Italia. Con oggi si è firmato per intraprendere il percorso che porterà alla vera e propria formazione anche fisica di questo polo per i futuri lavoratori della pubblica amministrazione. Chiaramente il plauso delle università, non solo quelle del Ministro e del Presidente Stefani. Questo porterà anche a una maggiore qualità delle persone che entreranno nella pubblica amministrazione nei più grandi ambiti, faccio un esempio, le poste a proprio gli impiegati magari delle università o delle regioni, dei comuni. Questo è un polo di cui si discuterà moltissimo, soprattutto sul percorso di formazione, quello che la Presidente nazionale invece della Scuola Nazionale dell'Amministrazione Paola Severino ha definito un fulcro, questo polo di Venezia, proprio per lo sviluppo che ci sarà delle competenze soprattutto nell'ambito culturale. Venezia si fa portatrice così in Italia di una possibilità anche di incrementare il valore artistico-culturale grazie anche ai lavoratori che appunto lavorano all'interno. Come dicevi, c'è un'importante comunicazione che ha dato anche il Presidente Stefani, è scappato proprio perché adesso è corso a firmare l'ordinanza caldo già presentata dal governatore del Friuli Venezia Giulia Fedriga, che va sostanzialmente a sospendere il lavoro nelle ore più calde anche dei lavoratori a rischio. Chiaramente si parla di cantieri e non solo, per tutte le persone a rischio per il grande caldo che sta arrivando, ondata di calore. L'allerta è prevista a partire da domani e proseguirà poi questa ordinanza per tutta l'estate. Chiaramente non ci ha voluto svelare i dettagli perché sta andando a firmare con i sindacati proprio in questo momento questa ordinanza. Chiaramente aggiornamenti anche su questo nei telegiornali della sera. Nicola da Palazzo Grandi Stazioni con Tommaso Migotto, se non hai domande a te la linea. Grazie a Edi Kaliman. Allora abbiamo parlato poco fa della Giunta e anche di questo clamoroso colpo di scena che diceva Filippo Fois, cioè che Giusto e Poli escono dalla Lega e confluiscono nel gruppo misto e quindi di fatto non c'è la Lega in Consiglio Comunale, c'è solo l'assessore Costalonga. È davvero un colpo di scena per Venezia e è un colpo importante anche per il Carroccio nel veneziano. Allora vi facciamo vedere intanto l'esito del sondaggio di ieri sera a Ring. Vi stavamo chiedendo, vi abbiamo chiesto se Vannacci deve allearsi con il centrodestra, ovviamente in chiave di elezioni politiche. Bene, il 77,1% di voi, tante le chiamate, tantissime, migliaia, ha detto sì. Deve allearsi con il centrodestra, deve trovare il centrodestra una quadra con Vannacci. Il rischio, immaginiamo, sia nell'elettorato di centrodestra è che appunto l'assenza di Vannacci possa influire proprio sul risultato finale. No, il 22,9% invece dice che non dovrebbe allearsi con il centrodestra, non dovrebbe scendere a compromessi, perché un'altra parte dell'elettorato del centrodestra, o comunque vannacciano, immaginiamo tema che debba scendere a compromessi appunto con il centrodestra. E allora, se debba allearsi o meno è una questione che ovviamente verrà dipanata nel corso dei prossimi mesi. E intanto i vannacciani veneti, reduci dall'Assemblea Costituente di Roma, parlano anche di questo. Ne parla in particolare Luciano Sandonà. 1750 delegati, 130 i veneti. È nato nel 2 giorni all'Auditorium della Conciliazione di Roma Futuro Nazionale il partito del generale Roberto Vannacci. Bordate al centro-destra sono arrivate del presidente del movimento. Sembra che sia quasi un'aspettativa di questa alleanza di centrodestra qui a Venezia e che quindi mi dovrei ammorbidire, dovrei variare le mie posizioni. Io rispondo di no. Le mie posizioni non le ammorbidisco e non le cambio. Futuro Nazionale oggi al 5%, dopo 3 mesi neanche, perché è nato oggi il partito, nasce oggi, quindi ancora prima di nascere è al 5%, grazie proprio a queste posizioni e a queste linee rosse.
Non ho detto che io aderisco all'alleanza di centrodestra, io ho detto che Futuro Nazionale è il sestante eventualmente di questa alleanza di centrodestra. Tra i presenti, deputato trevigiano Gianfranco Boff, che ha lasciato la Lega, da Fratelli d'Italia Gio Formaggio e il padovano Luciano Sandonà, che sull'alleanza con il centrodestra precisa. L'alleanza col centrodestra ci può sicuramente essere ed è nello stato delle cose. Noi abbiamo posto dei punti che sono delle linee rosse, che sono per noi invalicabili, sono i punti del nostro programma che non devono essere, diciamo, modificati o riequilibrati come si è fatto anche col governo attuale, pena, diciamo, il tradimento rispetto ai patti che vengono poi sanciti ed eseguiti con gli elettori quando si va a chiedere il voto agli elettori. Su questi punti noi non transigiamo. Elettori, rispetto dei patti stretti con loro, su questo Futuro Nazionale non è disposto ad arretrare di un passo e da qui ecco qualche sassolino tolto dalla scarpa e diretto al governo Meloni. Sicuramente può esserci un dialogo fra Vannacci e la Meloni. Finora non credo ci sia stato un dialogo da questo punto di vista, ma la Meloni sta governando. Per noi, insomma, sta governando in parte, diciamo, toccando dei punti dove si era impegnata a non entrare, sta portando avanti per esempio quelli che erano i punti dell'agenda Draghi. Noi su quello invece vogliamo ritornare, vogliamo essere garanti di un patto nuovo da fare con gli elettori. Intanto il movimento cresce dimostrandosi attrattivo, racconta Sandonà, anche tra chi non ha mai fatto politica. Oltre 100.000 gli iscritti a livello nazionale, oltre 10.000 quelli veneti. La sanità adesso, un importante accordo di collaborazione tra ULSS 1 e ULSS 2, quindi tra Marca Trevigiana e Bellunese, che riguarda i più piccoli. Ce ne parla Fabio Fioravanzi. Medicina che va sempre più verso il paziente, spieghiamo un'importante novità per i più piccoli che nasce da una collaborazione da Treviso e Belluno. Sì, in questo caso parliamo di cure di prossimità in area chirurgica e chirurgica pediatrica in particolare. È un'attività di chirurgia pediatrica che da Treviso, dal Cafoncello, si sposta a San Martino di Belluno per i nostri appunto residenti, quindi una collaborazione tra aziende a vantaggio delle nostre comunità. 2025 55 bambini sono andati a Treviso per interventi, 243 invece le persone, i bambini che hanno ricevuto visite ambulatoriali. Ecco, questi numeri vorremmo ridurli a 0. Quanto è difficile portare i professionisti via da Treviso e farli arrivare a Belluno per dare questo servizio? Questo non è una difficoltà, anzi questa diventa la nostra leva e significa attuare un concetto, essere vicino ai bisogni dei cittadini, poi bisogna renderlo in pratica e questo ci deve consentire di azzerare i pazienti che fino a ieri venivano operati a Treviso e di estendere la rete clinica della chirurgia pediatrica tra Treviso e Belluno. Questo significa anche per i professionisti scambiarsi le conoscenze e consentire di dare un servizio sempre più vicino al cittadino. Quando diciamo cosa facciamo per i nostri cittadini, c'è anche il movimento di quelli che sono i professionisti. A volte si riesce con la tecnologia, in questo caso non è possibile e quindi i professionisti sono ben felici di spostarsi in una logica di servizio che non è il confine dell'azienda, ma è la popolazione alla quale noi andiamo a servire, anche se è interaziendale. E penso che questo sia un significato importante per quelle reti che già sono presenti e che mettono in sinergie l'ULSS 1 e l'ULSS 2. Altro caso, che ringrazio il direttore generale, è il fatto di aver aderito e averci consentito di integrare l'equipe per le vaccinazioni di massa nel Vittoriese. Sono due esempi di collaborazione tra aziende che partono da un bisogno ma danno risposte concrete per i nostri cittadini. Nel Vittoriese sta parlando, credo, del caso della rabbia arrivata dal Nord Africa. Sì, è il caso della vaccinazione di massa che stiamo organizzando e che ieri è partita nel Vittoriese, ha consentito già ieri 250 vaccinazioni, 200 sono previste oggi e questo è possibile solo perché tra 5 aziende, tra cui l'ULSS 1 di Belluno, abbiamo integrato l'equipe con i veterinari. Questo penso che sia un esempio di come il sistema sanitario regionale reagisce in caso di necessità.
Per dare un'informazione di servizio, ricordiamolo, visto che è un caso che ha fatto scalpore, dato che la rabbia era scomparsa dall'Italia, che non c'era più la vaccinazione antirabbica, è un servizio gratuito ma obbligatorio per i vittoriesi, per cani e gatti. Dico giusto? Per cani e gatti abbiamo più o meno 4.500 cani iscritti all'anagrafe, i gatti non sono censiti, quindi sappiamo che abbiamo 71 colonie feline per circa 900 gatti, è gratuito e obbligatorio e sarà gratuito sino al 15 di luglio. Ieri abbiamo aperto tutte le agende per le prenotazioni, per cui invitiamo tutti i cittadini del Vittoriese a presentarsi, perché è una prevenzione veramente importante per garantire che la rabbia non si diffonda. L'ultima cosa, i luoghi per poi andare a far vaccinare il proprio animale dove saranno? Abbiamo 2 hub vaccinali, uno in centro a Vittorio Veneto e uno invece nella zona industriale appena fuori l'ex MOM in centro e la Prealpi nella zona industriale. Sono 2 hub vaccinali che hanno 3 linee di vaccinazioni che apriamo in funzione della presenza dei prenotati. Grazie mille, torniamo ai bambini. Ovviamente parliamo di episodi, di casistica dove sia programmabile l'intervento e la visita? Assolutamente sì, si tratta di un'attività chirurgica pediatrica che deve essere fatta in sicurezza, quindi è un'attività chirurgica programmabile, programmata e programmabile. Naturalmente resta sempre fermo il fatto che le urgenze possono venire trattate, se del caso, anche a Belluno, parlo di urgenze di tipo traumatologico per esempio o di otorino, mentre per le urgenze più importanti si fa sempre riferimento, come abbiamo sempre fatto, a Treviso o a Padova. L'ultima cosa, lei ha detto vorremmo azzerare i numeri che ha citato, le urgenze che quota rappresentano in questi numeri? Ma le urgenze da questo punto di vista sono un 2%, insomma, no? Perché per fortuna, voglio dire, insomma, numeri diciamo così molto, molto piccoli, però dobbiamo essere come al solito sempre pronti ad affrontarle. Allora, ha accennato il caso della vaccinazione, lo spiegava il direttore generale dell'ULSS 2, la campagna vaccinale antirabbica iniziata a Vittorio Veneto. Allora, vediamo come è andato il primo giorno nel racconto di Elena Dal Forno. Dopo il caso di rabbia aggiunto a Vittorio Veneto nei giorni scorsi, ecco la campagna di vaccinazione straordinaria sul territorio a carico dell'ULSS 2, un gesto necessario per proteggere gli oltre 5.000 animali da una malattia potenzialmente mortale. Assolutamente necessaria per la prevenzione, ricordiamoci la gravità che può portare la rabbia, che produce morte, e quindi diventa veramente importante seguire questa campagna vaccinale. Chiedo a tutti i cittadini la massima adesione. Oggi è il primo giorno è partito molto bene perché abbiamo 150 prenotazioni per i cani e una cinquantina per i gatti, quindi diciamo giornata piena. Abbiamo i 2 punti vaccinali che hanno 3 linee di vaccinazione, 2 dedicate ai cani e 1 ai gatti, quindi non abbiamo problema di organizzazione. 2 gli hub aperti dalle 8 alle 18 anche il weekend, uno in centro in via Vittorio Emanuele, l'altro a San Giacomo presso Prealpi Soccorso, e un impegno straordinario messo in campo da ULSS 2, Regione Veneto e Comune per fermare sul nascere qualsiasi rischio di diffusione. Io devo veramente ringraziare il direttore generale dell'ULSS, il dottor Bizzarri, e l'assessore regionale Gerosa per questo importante impegno che hanno preso nei confronti della cittadinanza, della città appunto di Vittorio Veneto, perché appunto mettendo in atto la gratuità dei vaccini riusciamo a raggiungere sicuramente più persone e più animali, e quindi questo è un segno anche di attenzione verso la cittadinanza. Voglio anche ringraziare tutte le associazioni del volontariato, della protezione civile, che stanno naturalmente supportando questa azione, i veterinari dell'ULSS che stanno intervenendo. I proprietari che hanno già provveduto autonomamente alla vaccinazione potranno richiedere il rimborso della spesa sostenuta. In aiuto ai veterinari del territorio anche alcuni delle altre unità sanitarie. Ne approfitto per ringraziare i 5 colleghi delle ULSS di Belluno, di Venezia, di San Donà e di Padova, che ci hanno consentito di poter integrare le nostre squadre di lavoro con i loro veterinari. Grazie, perché questo è un segno di collaborazione tra le aziende sanitarie ed è molto importante per il sistema sanitario regionale. Si deve fare, anche se era a pagamento io lo facevo, appunto non ho
ero via, non ho potuto chiamare e allora ho aspettato adesso, visto che era gratis, ancora meglio insomma. Ha ritenuto giusta questa vaccinazione? Giusta, per forza, per quello che ha combinato, quella che si è portata il cane in quella maniera lì. Abbiamo dovuto farla, a parte che mi è successo anche anni addietro che c'è stata fatta una vaccinazione per l'antirabbica quando c'erano le volpi che giravano. Ne avevo un altro cane, sarà successo 15 anni fa, l'ho fatta anche quella volta e l'ho fatta anche stavolta, non è nessun problema, insomma. Credo sia, è stato giusto farlo, è stato sbagliato quello che ha fatto quella persona lì che ha portato il cane malato. Non si capisce come abbia fatto ad arrivare sta roba, ecco, tutto lì, con tutti i controlli che ci sono, le frontiere eccetera. Sì, assolutamente, per correttezza è giusto preservare tutti quanti e vaccinare, insomma. Chi sono gli ospiti di Ring questa sera a partire dalle 20:45 come sempre con Ferdinando Avarino, Roberto Marcato della Lega, Marco Zabai del Partito Democratico, Carlo Cunegato di Alleanza Verdi e Sinistra, Enrico Turrin di Fratelli d'Italia e l'onorevole Eric Pretto, Futuro Nazionale. Ma ci sarà anche una parte ovviamente di Ring dedicata agli alpini verso la Triveneta con Lucio Zanato e Omar Costantini insieme alle Penne Nere e ovviamente insieme a Ferdinando Avarino. Questa sera dalle 20:45 a Ring, vi lascio il meteo e poi c'è come sempre Casa Pappagallo e il film. Arrivederci.